Ciao ragazzi, eccoci qui in diretta come ogni lunedì per il classico appuntamento a tu per tu Instagram con Gol Sicilia. Ragazzi, oggi come dicevo abbiamo un grande ospite, avremo il nostro Christian Terlizzi qui ospite insieme a noi. Adesso aspettiamo che arrivi online l'ex difensore di Palermo, Catania, Sicilia, insomma un giocatore, un difensore che ha scritto gli ultimi anni del calcio siciliano. Intanto ecco il nostro Luca che arriva puntuale. Ciao Luca. Allora, vediamo se è arrivato il nostro Christian Terlizzi, ragazzi, oggi ospite di eccezione. Aspettiamo un po' che arrivi il nostro Christian, con lui parleremo diciamo delle sue avventure in Sicilia, del suo futuro professionale anche perché no, vediamo se ha tutta l'intenzione di tornare nel calcio protagonista, lui che ha scritto, intanto saluto anche il nostro Sami, ciao Sami, da tanto tempo che non ci vediamo, speriamo di vederci presto nei campi più verdi della nostra Sicilia, ciao Sami. Stavo dicendo con Christian, proveremo a chiedergli se ha intenzione di tornare nel calcio, perché diciamo è un personaggio che ha scritto parentesi importanti degli ultimi anni calcistici siciliani. Vediamo se il nostro Christian è online. Non ancora. Allora, lo aspettiamo. Dicevamo, nei prossimi appuntamenti, giovedì avremo il nostro Pietro Dell'Orzo, uno responsabile nel settore giovanile, di uno dei più importanti settori giovanili in Sicilia, il Calcio Sicilia, nonché procuratore di diversi talenti. Con lui parleremo, diciamo, di questi talenti siciliani, di tutti quelli che potranno fare strada nel calcio di oggi. Ecco, Sami non so a chi si riferisce come numero uno, a Pietro, a Christian, non so chi, poi ci sarà anche Pippo Tiscione lunedì prossimo, l'abbiamo invitato ad essere qui con noi a seguire questa diretta in modo che si prepari psicologicamente e fisicamente alla diretta di lunedì prossimo. Stavo dicendo, queste dirette Instagram sono fatte per... Ah, grazie Sami, ce l'avevi con me. Dicevo, queste dirette Instagram sono fatte per entrare nelle vostre case, per cercare di farvi compagnia in questo momento che diciamo è un po' strano, un po' triste per tutti, però diciamo con Sicilia prova a farvi compagnia come può. E allora, intanto aspettiamo ancora il nostro Christian che arrivi online. E nel frattempo, ragazzi, vi stavo dicendo che nelle scorse settimane abbiamo avuto ospiti come Pagana, come Totò Cucuzza, come Sebastiano Paterniti, come Totò Maltese che intanto morde il freno, mi dicono che vuole tornare ad allenarsi a tutti i costi, ragazzi, non vede l'ora di tornare ad allenarsi il nostro Totò. So che adesso con un minimo di riapertura del presidente Musumeci, oggi ha fatto 15 volte il giro di casa sua. Allora, vediamo se riusciamo a mandare un messaggio in tempo reale a Christian, vediamo se riesce a essere online in modo da cominciare l'appuntamento con il nostro Christian. Stavo dicendo ragazzi che avremo nelle prossime settimane anche ospiti speciali come Pietro, come Pippo Tiscione che quest'anno che ha sposato la causa del Sant'Agata dopo tanti anni tra Serie B, Serie C, Serie D, quest'anno ha sposato la causa dell'eccellenza e dicevo il mondo del calcio si è fermato ragazzi, Pippo Tiscione in eccellenza e si è fermato il mondo del calcio. Penso che sia, eccolo qua, intanto ragazzi abbiamo il nostro Christian online, allora lo invitiamo a entrare l'appuntamento col super difensore. Allora dovrebbe esserci quasi online il nostro Christian. Eccolo qua, ci siamo, ciao Christian. Ciao, ciao. Christian, anche tu come me diciamo che soffri della chiusura dei barbieri, eh? Sì, da molti anni. Però diciamo che ti celi dietro la moda, c'è questa grande moda della barba ormai, quindi diciamo non ci sono problemi. Allora, ho problemi di connessione purtroppo, vi sento a tratti. Ci senti male? Sì. Adesso mi senti un po' meglio? Sì, va e viene, purtroppo ho problemi. Oggi sono stato anche alla 3 perché dice che hanno problemi anche loro. Ah, eccolo, intanto ci saluta anche, conosci Filippo Tiscione, ex giocatore della Ternana? Certo. Ti abbiamo invitato oggi a partecipare a questa diretta con te in modo che si prepari psicologicamente e fisicamente alla prossima, perché lo vogliamo qua, diciamo, in diretta. Mi senti? Io sì. No, io si blocco ogni tanto.
Beh, Cristian, cerchiamo. Ah, intanto ti saluta il tuo amico, il tuo cucciolotto Lis Gomis. Dice che barba, Cristian. Io, meglio io con la barba così che lui senza, diglielo. Che lui sente. Dice che sei brutto, eh. Come sei brutto, a me Lis, mi sa che stai sbagliando personaggio. è un grande Liz, è un grande, Grande. è un cioccolatino. Oh, a proposito, dov'è Maurizio Ceramitaro? Sarà a pescare no, perché con questo tempo è impossibile. Però è uno dei compagni più ignoranti che hai avuto nella tua carriera. È stato il letargo, è andato con questo periodo. Cristian, tu come stai passando questo momento un po' particolare? Come impegni le tue giornate? A casa come tutti, purtroppo. La mattina li passo, cerco di allenarmi un pochettino, almeno mi tengo un po' allenato, anche se dalla barba non sembra, perché sembro più gonfio che altro. Però è la barba, sotto sotto Sì, sono sì. un po' come lì che è gonfio così di natura. Ti sei messo ai fornelli, tu ti metti pure tu a cucinare o c'è chi cucina per te? Mio cognato fortunatamente che cucina bene, quindi ieri sera ha fatto la rosticceria da buon siciliano e quindi ogni tanto mangio bene e quindi mi devo allenare per forza la mattina. Ti viziano, ti viziano. Ma qual è il tuo cibo, diciamo, siciliano preferito? Ma un po' tutto. La Sicilia la amo per tanti motivi, uno di questi è anche la cucina, che si mangia bene tutto praticamente. Non c'è un cibo in particolare che amo più degli altri. Tra l'altro tu, diciamo, da romano hai deciso comunque di stabilirti qua, di fare la tua vita qui in Sicilia. Ma diciamo che io a settembre mi sono ritrasferito a Roma perché impegni dei bambini. I miei figli, diciamo che hanno avuto la fortuna così ti dico anche questa, a settembre dopo tanti anni mi sono trasferito a Roma perché ho avuto la fortuna che i miei figli è stato, il grande gioca alla Roma e il piccolo alla Lazio. Ah, quindi c'è il cuore diviso a metà tra bianco-celeste e giallo-rosso. Sì. Va bene così, l'importante è che stanno bene loro e che sono contenti. Sì, certo, certo. Sì, abbiamo visto, mi sa che hai pubblicato qualche mese fa le foto delle firme, se non sbaglio. Sì, agosto quando siamo andati a Roma. Non mi piace pubblicare molte cose sui bambini perché poi dopo non è bello secondo me, però ogni tanto qualcosa ci sta. Sono difensori come te, Christian. Allora, il grande da centrocampista centrale, era un centrocampista centrale quando eravamo qui a Palermo in Sicilia e alla Roma l'hanno messo difensore centrale. Perché Certo. rivedono in lui la mia struttura fisica, è mancino come me, più bravo di me, tecnicamente è più bravo di me. Usa il destro e il sinistro molto bene. Però di testa è imbattibile. Di testa io ero imbattibile, ora speriamo che lui diventa più bravo di me. E invece il piccolo ha ripreso da mio padre perché fa il portiere. Ah, ok, vabbè, quindi tutto in difesa comunque, la famiglia Terlizzi si difende. Purtroppo sì, io gli avevo detto di fare gli attaccanti perché si guadagna di più e hanno più valore, perché l'attaccante pure se fa gol ogni 10 partite va sempre bene. Difensore e portiere purtroppo quando succede che prendi gol è sempre colpa loro. Vabbè, Lis Gomis ci dice che se hai segnato tu in Serie A può segnare chiunque. Vero, è vero, è vero. Vabbè, dillo che qualche gol in partitella gliel'hai fatta a Trapani a Gomis. All'Isse troppi che non salvati oltre a Faieri. Hai ragione, Chris. Ma tu ti stavi occupando, diciamo, a Bagheria, c'avevi una scuola calcio, la New Team, no? Io avevo una scuola calcio, poi a settembre sono andato via, ma già avevo parlato con una persona che ho conosciuto bene perché negli anni, sai, ne ho sentito parlare, però non ho mai conosciuto bene di presenza, che è Pier Andrea Figlia, che è presidente della Fortitudo Bagheria, che sono 13 anni che esiste come scuola calcio a Bagheria. È una persona intelligente, è una persona umile, è una persona che si è fatta da sé, è iniziato da zero e oggi ha una scuola calcio di grandissimo livello e ho deciso comunque da settembre in poi di dargli una mano, secondo me di affidare i miei ragazzi che erano nella mia scuola calcio, la maggior parte di andare con lui e io di fargli da direttore tecnico nella sua scuola calcio. Secondo me stiamo facendo un buon progetto, peccato che ora è tutto fermo. È normale che quando si inizia un progetto ci vuole tempo, no? Perché poi devi cambiare un po' di cose, devi cambiare la mentalità. Il mio modo di vedere il calcio per i ragazzi è diverso da quello che vedono nelle scuole calcio.
Scuola calcio per me significa costruire il ragazzo, dargli delle regole e farlo uscire che diventa comunque uno sportivo, perché non tutti potranno fare i calciatori, ma sicuramente dovranno essere degli sportivi e avere soprattutto delle regole. Quello che significa stare in gruppo, rispettare il compagno, essere degli amici, questi credo che siano le cose fondamentali per una scuola calcio. Certo, intanto ti saluta anche Kurtic. Grazie, salutami, come sta? Tanto che non lo so. Dove avete giocato insieme? A Palermo, no? Varese. Varese. Un matto scatenato, però un ragazzo eccezionale, troppo bravo. Si è fatto strada comunque in Serie A, diciamo, adesso si è fatto il nome. È iniziato a Varese, era venuto perché era un giovane, è venuto in prestito da noi. Se non sbaglio era del Palermo, mi sembra. Sì, era del Palermo. In prestito da noi e sai, ancora non conosceva bene il calcio italiano, non conosceva bene la lingua, però aveva delle qualità impressionanti. Abbiamo instaurato un grandissimo rapporto. Maran è stato bravo a gestirlo in tante situazioni e secondo me merita tutto quello che sta facendo. A proposito di Palermo, diciamo, la tua carriera è indissolubilmente legata a Rosanero. Che ricordi ti porti di quegli anni lì? La promozione, comunque belle presenze in Serie A, cioè begli anni quelli tuoi a Palermo, in Rosanero. Diciamo che sono stati degli anni fantastici, anche perché mi hanno permesso di arrivare nel calcio, come dicono tutti, che conta, perché comunque ho fatto la UEFA, la Serie A. Il primo anno è stato un anno un po' particolare, l'anno della Serie B in promozione, perché comunque venivo da Cesena, ero venuto come il perfetto sconosciuto, quindi nella preparazione estiva ho fatto il mio dovere, quello che dovrebbe fare un calciatore. E Baldini, ho avuto la fortuna che Silvio Baldini ha creduto in me, che Rino Foschi anche, che il presidente Zamparini mi ha dato fiducia e ho iniziato un'ottima stagione. Poi purtroppo, come è successo nell'arco di tutta la mia carriera, ho avuto un infortunio al ginocchio per ben 2 volte e quindi ho giocato metà campionato. C'è stato un momento in cui Christian Terlizzi era nelle vette della classifica canonieri in Serie A. Dimmi 4 gol nelle prime 4 giornate. Dimmi da quale santuario eri passato, Christian. Allora, ero passato al santuario che praticamente avevo preso il posto di Luca sul pullman. Luca Toni, che Luca faceva sempre gol. L'anno dopo mi sono seduto al posto suo. Ho detto buona che mi porta fortuna. È iniziata bene. intanto ci saluta anche Ciccio Di Gaetano. Avete condiviso parentesi importanti anche con Ciccio, sia a Trapani sia poi al Paceco. Sì, Ciccio, è un grande Ciccio. Stavo dicendo, dopo quei 4 gol, addirittura mister Del Neri, non so, cioè penso che ti ricordi, ti schierava proprio come attaccante dall'inizio. Allora, c'è stata una partita che me la ricordo in Coppa Italia col Bari. 5-4. 5-4, io giocavo quasi sempre, mi voleva far riposare perché poi avevamo una partita importante la domenica. Allora in settimana mi viene vicino e mi fa guarda che se ho bisogno, perché erano squalificati tutti, non avevamo gli attaccanti, mancavano tutti e due. Mi ha detto se ho bisogno ti butto davanti. Vabbè, io credo che scherzava, ho detto va bene, mister, senza problemi. E sul 3-2 per il Bari mi ha messo dentro. Mi ha detto scaldati che entri. Mi fa però davanti. Ho detto come davanti? Come davanti? Diciamo, quel posto... Dimmi. No, che è andata bene perché sono entrato e ho fatto l'assist per Mariano Gonzalez che ha fatto gol. Poi ho fatto gol io e poi a un certo punto mi fa vai dietro a difendere. Ho detto, va bene. Intanto c'è che ci segue, c'è anche Michelino Ferri, cioè l'anno della promozione eravate tutti e due in rosanero, dalla promozione dalla B alla A. Michele è uno dei quei ragazzi che abbiamo instaurato un rapporto fantastico anche fuori dal calcio. Ci sentiamo spesso. Io purtroppo sono uno che usa poco il telefono e mantiene poco i contatti perché non amo molto stare al telefono. Mando tanti messaggi, tutti mi rimproverano e mi dicono che non rispondo mai. I rapporti credo che non dipendono da quante volte ti senti, ma da come ti senti, capito? Certo, chiaro. Ti saluta anche Salvo Rifici, con lui vi sentite spesso. Salvo per esempio è uno di quelli che sento ogni secondo. Ma è un'eccezione rara. È un'eccezione rara, solo con lui. E con Armando. Chiaro. Dicevo, poi da Palermo invece hai fatto un passaggio al Catania. Diciamo che non è facile per Palermo e Catania giocare dal Palermo e poi giocare a Catania. Come ti hanno accolto i tifosi rossazzurri?
Beh, diciamo che prima da Palermo a Catania ho fatto un passaggio alla Samp. Sì, sì. Ho fatto un passaggio alla Samp che non è stato fortunato per un verso e sfortunato per un altro. È stato fortunato perché a settembre sono andato in nazionale, è stato sfortunato perché dopo la convocazione in nazionale mi sono operato alla schiena. Avevo due ernie alla schiena, quindi sono stato un anno fermo. Poi è successo che a giugno mi chiama Gianluca Azzori, che io l'ho avuto come compagno a Palermo, e era andato a fare il secondo di Silvio Baldini a Catania. Poi alza il telefono, mi chiama anche Gianluca Berti, mi chiamano e mi fanno: vuoi venire a Catania? Perché il mister ti vuole a Catania, tu vorresti venire? E ho detto certo, senza nessun problema. Ma io non conoscevo bene questa realtà di avere questi problemi tra tifosi, perché per me, io faccio il calciatore, per me non esiste odiare una squadra o odiare l'altra, per me è un lavoro, ho scelto una squadra come un'altra e ho scelto una grande piazza perché secondo me Catania è una grande realtà. Ho vissuto 4 anni bellissimi e dico sempre a tutti che sono stato forse l'unico giocatore che ho vestito 3 maglie siciliane: Palermo, Catania e Trapani, e dovunque sono andato in qualsiasi derby mi hanno sempre applaudito, significa che qualcosa di buono l'ho lasciato fuori dal campo. Tra l'altro hai segnato anche da ex al Palermo e non hai esultato, questo ti fa onore. No, ma credo sia un segno di rispetto, no? Perché è giusto segnare perché giocavo per il Catania ed era giusto così, però è giusto non esultare per rispetto dei tifosi. Però anche se dall'altra parte mi hanno detto di esultare, ma secondo me è giusto non farlo. Io non ho mai avuto problemi con le tifoserie né di Palermo né di Catania né di Trapani, perché se tu porti rispetto te lo portano. Portare rispetto non significa, come fanno tanti, invitarli a cena o regalargli i biglietti per lo stadio, ma significa comportarsi in maniera naturale. Certo, certo. Sei stato in quel Catania che era il Catania degli argentini. È un bello spogliatoio quello, è una bella esperienza pure quella. Diciamo che sono arrivato a Catania, ce n'erano due di argentini, eravamo quasi tutti italiani e c'erano due argentini, il grande Mariano Izzo e poi Silvestre, mi sembra, Silvestre, Mattias. è arrivato dopo Mattias. Alla Jama. C'era Giama, bravo. Il primo anno c'erano loro due. Poi negli anni sono arrivati Mattia, è arrivato Carboni, è arrivato Ledesma, è arrivato il Papu, è arrivato Maxi, sono Alvarez, Mariano, che abbiamo giocato anche insieme a Palermo. Però da Palermo a Catania è cresciuto, ha fatto altre esperienze, ha maturato molto. Anducare secondo me è uno dei portieri più importanti che ci sono stati nel calcio. Ho avuto la fortuna di rapportarmi con gli argentini e ti dico che all'inizio quasi tutti abbiamo avuto problemi perché comunque loro vedevano in noi una sorta di rivalità, perché noi eravamo italiani, noi vedevamo in loro 12 stranieri, 13 stranieri, un po' di rivalità. In realtà non è mai andata così, perché poi abbiamo instaurato degli ottimi rapporti anche fuori dal campo, spesso andavamo a cena tutti insieme, ma credo che sia normale. Poi dopo ognuno ci ha ricamato un po' sopra, perché sai come funziona: quando le cose vanno male ti dicono perché ci sono gruppi italiani, gruppi argentini. Invece non è mai stato vero niente, abbiamo creato sempre un ottimo gruppo e i risultati sono venuti soprattutto per questo. Qualche randellata nelle partitelle a Maxi Lopez e a Papu Gomez gliel'hai riservata? Allora, loro due no, perché erano buoni, perché poi mi conoscevano e sapevano che quando come dice Maurizio Ciaramitano, mi si accendeva l'omino, ero pericoloso, e quindi mi giravano alla larga. Però a qualcun altro Sì. Diciamo, ti aspettavi questo exploit del Papu? Cioè, sta facendo cose che nessuno si immaginava quando ce l'avamo in Sicilia. Ma diciamo che Papu è arrivato in Italia molto giovane, no? Ha messo un po' per capire com'era il calcio italiano, perché comunque è molto tattico, è diverso, devi essere più disciplinato, di avere un ruolo ben definito. E lui è venuto, giocava molto uno contro uno, come è giusto che sia, come funziona molto in Spagna e in Argentina. E quindi questa cosa un pochettino l'ha sofferta perché lo tappava, non riusciva a capire, ma ha avuto sempre delle qualità sopra la media. Poi è una cosa fondamentale, che è un ragazzo eccezionale, è un ragazzo umile, un ragazzo d'oro, un ragazzo disponibile, è uno che si è messo a disposizione. Questi secondo me sono i risultati. Poi arriviamo a Trapani. Si può dire che a Trapani hai vissuto una seconda giovinezza? Ma dico sempre una cosa: ho scoperto negli anni, purtroppo tardi,
Forse dovevo sentire più Eugenio Corini quando mi diceva allenati bene che potessi giocare 15 anni al Milan, e invece io purtroppo avevo una testa, tra virgolette, non si può aggiungere altro, e ho capito tardi alcune dinamiche. A Trapani ho capito che dopo che quando ho cominciato ad allenarmi bene avevo dei risultati importanti, no? Mi sentivo sempre bene, non ero mai stanco, ho vissuto degli anni importanti, poi ho avuto altri tipi di problemi societari legati ad altre dinamiche che non era la proprietà ma a un contratto, ma altrimenti ho vissuto i primi anni bellissimi. Sei diventato anche rigorista a Trapani. Ma diciamo che ci sono diventato perché una volta avevo una sorta di rivincita da prendermi con lo Spezia, e quindi mi sono presentato sul dischetto al 93esimo, mi sembra che era, e ho fatto gol, e da lì quando c'era un rigore importante lo tiravo io. So che di recente vi siete sentiti con Citro. Tu, da ex giocatore del Rosanero, gliel'hai ricordato quel pallone buttato nei playoff in campo nel Palermo-Frosinone? Con Nicola ci siamo visti un paio di mesi fa perché sono andato a vedere il Frosinone Perugia allo stadio, e ci siamo visti fuori dal campo, abbiamo parlato un pochettino, ed io sono andato a vedere anche la sera della promozione perché sono andato a vedere Frosinone Palermo, e a fine serata sono andato a mangiare una pizza e c'era anche Nicola, e gliel'ho detto, ha fatto una cosa neanche da prima categoria, però lui giustamente, che è un ragazzo fantastico Nicola, ed è un amico, mi ha detto: Grillo, sai che in quel momento non capisci più niente, sei preso dall'euforia di vincere un campionato, e quindi purtroppo l'ha fatto inconscio di quello che poteva succedere del dopo. Certo, però dico, gliele tirate le orecchie. Però si è scusato, anzi ti posso dire una cosa, mi ha detto anche portami a Palermo. Chissà, magari in futuro. Ma gliel'ho detto, gli ho detto guarda che mi fa no, ma proprio ammazzano a Palermo. Ho detto no, vedrai che dico, perché un giocatore come te, un ragazzo come te, poi vedrai che gli vogliono bene. Ma poi i palermitani sono puri, sono passionali, perdonano, sanno perdonare. Sì, ma è giusto così, anche perché loro capiscono che è stato un momento, diciamo, di follia, e è passato. Ti dispiace la fine, non la fine, però diciamo il fatto che Palermo e Catania, comunque chi per un verso e chi per un altro, stanno vivendo momenti difficili? Cioè il Palermo è dovuto ripartire dalla Serie D, il Catania invece è sull'orlo, diciamo, del fallimento. Ti dispiace questa cosa per il calcio siciliano? Ma dispiace perché in Sicilia, quando io ho iniziato a giocare in Sicilia i primi anni, c'erano 4 realtà importanti, no? C'era anche il Messina, che era una realtà importante, e ci sono stati anni importanti. Ora dispiace perché il calcio secondo me è un bene per tutta la città, non solo per i tifosi, è un bene per tutta la città, che sia Palermo, che sia Trapani, che sia Messina, che sia Catania. Mi dispiace vedere il Palermo così, anche se si poteva immaginare qualcosa del genere perché sono stati fatti un po' di casini, ma credo che oggi alle spalle ha una società importante, un presidente importante, un direttore generale importante che conosco da quando sono bambino, Rinaldo Sagramola, e credo che possa ritornare dove merita. Certo, non ci voleva questo stop, però credo che nessuno gli negherà di ritornare nei professionisti. Catania mi dispiace perché, che tutti ne possono dire, e io sono stato uno di quelli che con Pietro Lo Monaco ho avuto diverse discussioni, perché lui è un padre padrone, io invece sono, diciamo, un po' fuori le righe, non mi piace essere comandato, mi piacciono le cose giuste, ma non mi piace essere né ruffiano di nessuno e né essere comandato. E quindi io ho discusso tante volte, però gli va dato atto che finché lui è stato a Catania nei momenti giusti ha creato un impero, e l'hanno smantellato perché quando uno fa il presidente, che si chiama, che lo fa ma solo di nome e poi non è mai presente, dovrebbe continuarlo a fare, invece ha messo bocca su cose che non doveva fare, ed è stata la rovina del Catania. Certo, intanto dei tifosi del Trapani ti stanno mandando tantissimi messaggi di stima da Trapani. Grazie, li ringrazio. Diciamo sei rimasto nei cuori dei tifosi Granata. Una tifoseria. No, una gran tifoseria. Poi da quando hanno messo la curva vicino dietro la porta, secondo me Trapani è diventato ancora di più un fortino importante. Secondo me Trapani merita di stare in B, è una piazza importante. Spero che anche lì la società
dopo che è andato via, che non c'è più Morace, ha perso tantissimo perché era comunque un imprenditore che faceva star bene la società. Spero che possa tornare un presidente giusto. Ce l'avresti visto il Trapani in Serie A, con lo spareggio perso col Pescara, quel playoff, brutta storia. Diciamo che è girato tutto nel girone di ritorno, no? Perché le cose non andavano bene, poi da gennaio in poi hanno cominciato a girare bene le cose. Secondo me si sono affrontate due squadre forti. Pescara in quel momento giocò un calcio bellissimo, mentre il Trapani viveva molto di entusiasmo. E è successo per un piccolo episodio perché potevano salire tutte e due. Diciamo che poi alla fine l'episodio ha aiutato il Pescara, ma in realtà è stata solo questione di episodi. Tornando un attimo a quando giocavi, diciamo, tu Donatore ti ha fatto esordire anche in nazionale, però diciamo col calcio di oggi, col livello di oggi, magari Terlizzi non avrebbe fatto soltanto una presenza in nazionale, ma un po' di più. Che ne pensi? Ma penso che nella mia carriera c'è stato un po' di tutte e due, un po' la sfortuna e un po' ci ho messo del mio. Nel senso, ci ho messo del mio perché ho capito tardi alcune cose che andavano capite prima, e c'è stata la sfortuna perché l'anno dei mondiali ero stato convocato in nazionale e poi non mi sono mai in casa con la Sampdoria, mi sono stirato e non sono andato alla convocazione, l'ho saltata, e poi da lì all'ultimo mese, agli ultimi 2 mesi hanno fatto le convocazioni per andare ai mondiali, e quindi questa è già stata una mezza beffa. L'anno dopo sono tornato in nazionale a settembre, dopo la prima presenza mi sono operato e sono stato un anno fermo, quindi non ho potuto proseguire poi il percorso che avevo iniziato. Diciamo che la sfortuna ti ha un po' perseguitato. Invece chi è? Gli infortuni hanno fatto parte della mia carriera da quando sono ragazzo, quindi ho iniziato tramite infortuni e ho finito la mia carriera tramite gli infortuni. Chi è quel difensore, quel compagno di reparto con cui ti capivi con uno sguardo, quello con cui non avevate bisogno di parlare? Ma secondo me Andrea per qualità che aveva, Andrea Barzai era uno che ti capivi subito. Io mi sono trovato bene anche però con Silvestri, mi sono trovato bene con Spolli, diciamo che ho avuto buoni compagni in tutte le squadre dove sono stato, perché comunque ho sempre instaurato col compagno di reparto o chi giocava o chi non giocava, sempre avuto buoni rapporti, quindi sai, quando instauri un dialogo, un rapporto, uno parla del più come vanno, e credo che riesci a compensare tante cose. Io, il primo anno che sono venuto a Palermo avevo Gianluca Azzori come compagno di reparto, e Gianluca addirittura la mattina mi faceva vedere i video di come si muovevano gli attaccanti. Un giorno mi ricordo quando abbiamo giocato col Cagliari qui in casa, che poi abbiamo vinto, sembra 3-0, una cosa del genere, 2-0. La mattina mi ha fatto vedere i video di come si muoveva Suazzo, Zola, Langella, Esposito, e quindi cercavamo già di parlarne prima della partita. Quindi credo che per due compagni il dialogo sia una cosa fondamentale. A proposito di attaccanti, chi è stato quello più difficile da marcare? Diciamo che ho avuto la fortuna in questi anni di giocare, secondo me, gli anni più belli della Serie A, dove ci sono stati i campioni più forti, i giocatori più forti che hanno circolato in Serie A. Quindi gli attaccanti più forti, da Ronaldo a Trezeguet, a Inzaghi, a Ibrahimovic, troppi a Kakà, troppi ce ne sono. Però dico, scusa, sto salutando mio cognato e mi sta lasciando a casa. vai. E diciamo che quelli che mi mettevano più in difficoltà non era Ibrahimovic, perché con la fisica che assomigliamo e quindi mi piaceva lo scontro fisico, ma erano più giocatori brevilini, piccoli. Un giorno mi ricordo che ho giocato a Dei contro l'Empoli, Catania-Empoli, c'era Giovinco, era troppo piccolo, mi arrivava sotto al braccio, facevo fatica anche a stargli vicino. Con Ibra ci sarà stato qualche scontro epocale, Ibra diciamo che ce l'ha con tutti gli scontri, perché ha un modo di fare che ti guarda e ti dà l'aria di come se ti vuole sminuire, e quindi va allo scontro un po' con tutti, però diciamo che poi fondamentalmente è un giocatore molto corretto. Cristian, per chiudere, l'ultima cosa e poi ti lasciamo alle tue cose. Guarda, tutto il tempo. Dico, c'è un futuro di nuovo nel calcio che conta per Christian Terlizzi? Ma diciamo che nel calcio bisogna
devi capire che quello che dico a molte persone, ma io purtroppo sono un po' particolare, devi instaurare i rapporti con le persone quando giochi. Devi essere uno che chiama, devi essere uno che si reustiana. Io non sono questo tipo, non sono fatto così. Credo che vorrei fare qualcosa nel calcio, ma voglio farla per quello che sono, non voglio farla perché sono amico di Tizio o Caio, voglio farla se mi danno la possibilità di farlo con molto piacere, di dimostrare quello che posso fare, ma devo farlo partendo perché credono in me, no perché sono un raccomandato, perché sono amico di qualcuno. Ma in quale ruolo? Allenatore? A me piacerebbe fare l'allenatore, ci sono stati dei direttori che mi hanno detto negli anni, mi hanno detto comportati bene che poi ti affianco a me, ti faccio crescere vicino a me perché hai la personalità giusta per fare anche il direttore. Però poi, sai, io se divento buono con il direttore non posso discuterci, quindi vuol dire che avere rapporti, io purtroppo se uno mi fa una cosa la devo dire e quindi non ho mai instaurato un rapporto di tale confidenza con tanti direttori. Ne ho avuti tanti, però anche tanti allenatori. Non ho mai chiesto, per esempio, a un allenatore venga a fare da secondo, mai. Però, però la gente mi vuole bene e mi stima anche per questo motivo, perché comunque sono fatto così, sono diretto, sono chiaro, non porto rancore a nessuno, però se ti devo dire una cosa, bisogno per stare bene di fare anche di discutere, però poi dopo la metto da parte. Certo, c'è un allenatore in particolare a cui ti ispiri, magari qualcuno che hai avuto durante la tua carriera che ti ha insegnato tanto? Ma ho avuto la fortuna di avere degli allenatori veramente bravi, forse che hanno raccolto di meno di quello che potevano fare, cominciando da Del Neri che è un uomo eccezionale, oltre ad essere un allenatore fondamentale, è un allenatore. Voglio salutare, scusa che stavo leggendo Walter Bressan, è un grande Walter, voglio salutare. Digli pure quello che... No, vabbè, tanto lo sento spesso, è un grande Walter. Di allenatori ne ho avuti tanti, ho avuto diversi tipi di allenatori, ognuno mi ha lasciato qualcosa dentro. Ho imparato tanto. Poi tatticamente, secondo me, Iachini e Giampaolo e Del Neri hanno qualcosa in più rispetto agli altri, però per esempio Maran è molto bravo anche nella gestione, nella gestione del gruppo. Ora che stavamo parlando di Walter, stavo leggendo di Benny l'ho avuto come allenatore e più che allenatore siamo stati amici, abbiamo instaurato un grandissimo rapporto perché è una persona vera anche lui e quindi abbiamo instaurato un grandissimo rapporto. Credo che ogni allenatore ti lascia sempre qualcosa e tu devi essere bravo a tirarla fuori, che può essere sia a livello caratteriale, sia a livello tattico, sia a livello emotivo. Secondo me un allenatore bravo può diventare, le esperienze le prendi da questo, non devi copiare nessuno, tu devi essere te stesso, devi avere delle idee che ti hanno lasciato, però devi essere te stesso, poi devi avere tu una tua mentalità e pensare come allenare. Difesa a 3 o difesa a 4? Se sei un grande difensore, questa te la dobbiamo chiedere. Ma dipende, se mi dici cosa mi piace di più è una cosa, se mi dici come vorrei giocare è un'altra, perché dipende secondo me da chi hai a disposizione. Se hai dei giocatori bravi nel palleggio io giocherei con la difesa a 3. Con Antonio Conte. Sì, però con i tre come faceva Mazzari, con i tre che i due quinti li mandava alti, come Mazzari per esempio col Napoli faceva una difesa a 3 bellissima, perché mandava i due quinti alti a prendere i terzini loro e secondo me è uno dei pochi che ha giocato con una difesa a 3 vera. Ora chi gioca con la difesa a 3 la maggior parte diventa una difesa a 5, bloccati lì e invece Mazzari secondo me ha avuto una difesa a 3 con Campagnaro, Aronica e Cannavaro, secondo me ha avuto una grande difesa a 3. Vabbè, gli serviva un po' di impostazione in più forse centralmente, magari ci avesse avuto Terlizzi che impostava col sinistro da dietro. Diciamo che io giocavo con una difesa a 3 come fa Bonucci, secondo me sarei stato più agevolato. Poi il calcio di oggi è molto palleggio, si palleggia molto, si gira, si gioca, si gira, si gioca. Bressanti chiede, ma vuoi farlo un allenatore sì o no? Cioè, penso di sì. Se lui viene con me, poi gli faccio questa battuta, se lui viene con me a fare il preparatore dei portieri io inizio a fare l'allenatore.
Lui è con Maranna al Cagliari, era a Cagliari con Maranna. Certo, adesso è subentrato Zega che tu hai avuto anche a Catania. A Catania, Walter. Chiaro, chiaro. Ci chiedevano poco fa Danilo Marcoccio quale sarebbe, diciamo, il primo fondamentale da insegnare a un bambino che vuole approcciarsi al calcio. Ecco, questa è una cosa bella, una bella domanda. Secondo me la prima cosa da fare per i bambini alla scuola calcio è che molti non fanno, vinciamo facile. Secondo me è una cosa fondamentale dove io credo fortemente, cerco di adesso di portarlo nella scuola calcio, è lavorare molto sulla motoria dei ragazzi. Ora troviamo dei ragazzi che fanno fatica anche a correre, a saltare, a fare una capriola. Secondo me lavorare nei bambini piccoli la prima base è la motoria. La motoria sviluppa tanto, sviluppa il gesto tecnico che di conseguenza può essere un calciare, un colpire di testa, un saltare, un portiere tuffarsi. Mentre adesso tu vai nelle scuole calcio e li vedi che lavorano molti tatticamente perché devono vincere il torneo di picco pallino, perché devono vincere la partita, altrimenti il genitore se ne va dalla scuola calcio. Invece secondo me una scuola calcio che lavora bene lavora sulla formazione del ragazzo, fai dei test iniziali di ingresso, li fai dopo 6 mesi, li ripeti a fine anno e vedi dove stai lavorando bene, lo sviluppo è quello che è da fare. Ci chiedevano invece se c'è qualcosa che magari ripercorrendo la tua carriera non rifaresti. Non rifarei tante cose. Non rifarei, ma purtroppo penso che il mio carattere mi ha portato ad essere impulsivo così, perché da ragazzo, da giovane ero così. Se adesso con l'età capisco tante cose, ascolto, ripenso ai consigli che mi hanno dato. Sono stato sempre una persona impulsiva, no? Eugenio Corini mi diceva sempre, già dal primo anno di Palermo, mi prendeva sotto il braccio, mi parlava e mi diceva perché lui ha avuto la stessa esperienza quando era alla Juve, era un po' così e così e poi dopo l'hanno mandato via dalla Juve, no? Ha avuto un po' la testa, un po' anche lui era giovane e mi diceva sempre Cristian, ascoltami, comportati così, fai così che puoi giocare ad altissimi livelli, poi dopo quando smetti ti mangerai le mani perché potevi giocare 15 anni lì al Milan, a grosse squadre e da una parte aveva ragione. Ti dicono che dovevi contare fino a 10, però secondo me nel bene o nel male questo personaggio del sopra le righe comunque è Terlizzi, cioè nel senso così sei, cioè avremmo... Infatti quello che te lo dice mia mamma e devo contare fino a 1000 per mia mamma. Chiaro, chiaro. Allora Cristian, per chiudere, ti immagini, ti vorremmo magari in Sicilia ad allenare in futuro, che ne dici? Ci torneresti ad allenare in Sicilia? Ma io per ora è dal 4 marzo che sono in Sicilia. Io ti ripeto, per me la Sicilia è come casa, stessa cosa. Per me Roma e Sicilia sono le stesse cose. Io sono tornato a Roma per il bene dei miei figli, poi quello che vorranno, però ho fatto questo passaggio con tutta la famiglia perché credo che gli è capitata questa opportunità, gli è capitata ed è giusto che la sfruttano. Poi quello che sarà non lo so, l'importante è che stanno bene. La Sicilia per me è come una casa, quindi ci tornerò, ci sono ora, ci tornerò d'estate, può darsi che da qui a che succede tutto questo casino non andrò via, rimarrò da qui all'estate qui. Per me è importante ora è non tanto quello che farò io, ma come stanno i miei figli. Se stanno bene loro vuol dire che sto bene anch'io. Tanto ti saluta anche Andrea Accardi. Grazie, salutamelo. Stai qui in diretta, ciao Andrea. Il nuovo capitano del nuovo Palermo. Appunto, lo vogliamo in Cina ancora con noi. Ma certo, Andrea non andrà più via da Palermo. Ed è giusto così. Speriamo che possiamo avere anche qui a Palermo esempi come Totti, De Rossi. No, secondo me lui rimane, ha capito qual è la sua realtà. E poi ti ripeto, secondo me ha fatto bene, è giusto che rimanga a Palermo a vita. È nato a Palermo, è cresciuto a Palermo e deve rimanere qua. Si sente bene, sta bene e quindi è giusto così. Allora Cristian, noi ti ringraziamo tantissimo per essere stato ospite qua con noi con Sicilia. Grazie, è stato un piacere. Ci auguriamo di vederti allenare però qui in Sicilia. Magari, non lo so, qualche club che si risani per meglio e punti su Terlizzi allenatore.
Speriamo, dai, speriamo intanto prima che le cose vadano bene e che tutto si risolva prima possibile in modo che torniamo comunque a vivere di normalità. E poi dopo che sviluppiamo qualcos'altro qui a livello calcistico e se ci sarà bisogno tornerò molto volentieri. Grazie mille Cristian, grazie a tutti quanti che ci hanno seguito, è stato un piacere. Alla prossima. Ciao. Ciao Cristian. Ciao, ciao.